Hanno un nome e un cognome i due responsabili che sabato scorso hanno imbrattato il Ponte Vecchio di Bassano dopo la recente restituzione alla città completamente messo a nuovo e in sicurezza. Ieri sera si è costituito il primo giovane. L'ha fatto fermando una pattuglia della polizia locale che transitava in centro a Bassano. Il 19enne è nato a Bassano ma residente a Rossano Veneto ed è colui che ha invitato i 5 del Monte Bellunese a fare un giro in città. Le telecamere di videosorveglianza posizionate sul ponte inquadrano il gruppetto di 4 maschi e 2 femmine. 2 di loro si staccano, 19 e 20 anni, iniziano a imbrattare in più punti arrivando a raschiare anche il legno. 2 dunque gli esecutori materiali che adesso rischiano 1 anno di reclusione o 2.000 € di multa, sanzioni per tutti per non aver rispettato il coprifuoco e l'omesso uso di mascherina. Sarà un ripristino fatto a regola d'arte. Beh, deve essere fatto a regola d'arte, è appena stato, diciamo così, messo a disposizione della città in maniera ottimale, per cui ottimale deve essere il ripristino. Balaustra tutta, piantone per il tetto tutto, altra balaustra tutta. Gli altri 3 del gruppetto, pur non essendo autori materiali del gesto, potrebbero essere implicati, nel caso, per omessa denuncia.